Eccoci cari telespettatori, ben ritrovati, ben ritrovata Tina Cupani, grazie di essere qui con noi, segretaria generale FNP del Veneto, grazie. Salve. Allora, quando c'è Tina Cupani, la segretaria, abbiamo sempre delle tematiche belle, importanti da affrontare. Speriamo sempre che non debbano ritornare, che torni pure la segretaria assolutamente, ma non debbano tornare certe questioni e invece purtroppo se non se ne parla, se voi non fate delle manifestazioni, qui stiamo parlando poi di cose organizzate a livello unitario, passano nel dimenticatorio o sottotono, sembra che non ci siano quasi certi problemi. Qui parliamo delle questioni del lavoro, della previdenza, dei diritti, della salute e di adeguamento anche delle pensioni. Anzi, molte cose non sono state risolte, ci sono dei nodi importanti. Voi aspettavate anche un dialogo con il governo? Delle risposte da parte del governo e invece sembra che non ci sia da parte di questo governo nessuna intenzione di aprirsi a un dialogo. Noi stiamo chiedendo da tempo unitariamente, sia a livello confederale ma anche a livello di noi che rappresentiamo i pensionati, dei tavoli di discussione e di apertura per essere nel pezzo, nel momento in cui si definiscono percorsi legislativi che creano poi da un punto di vista di normativa una ricaduta sul mondo del lavoro, sul mondo dei diritti, sul mondo delle tutele, e non essere a questi tavoli, non essere nella relazione sociale, nel dialogo sociale, per noi è una preoccupazione molto alta. E da qui la mobilitazione, una mobilitazione importante, unitaria, nazionale, perché noi siamo per la tutela dei diritti, siamo per la tutela della salute e noi siamo per il dialogo, perché noi rappresentiamo lavoratori, noi rappresentiamo anche cittadini e rappresentiamo anche gli anziani che in questo periodo sono molto in difficoltà. Ecco, di cui si parla ben poco, delle difficoltà che affrontano nel quotidiano gli anziani per una serie di ragioni. Non da ultimo quello della salute, perché adesso la salute è diventata anche un costo regionalmente. Abbiamo parlato di una manifestazione che vi vedrà partecipi per quel che riguarda la regione del Veneto, quando e dove? Noi come Veneto saremo a Milano il 13 maggio, sull'Arco della Pace, e ci sarà tutto il raggruppamento del nord. Una parte anche di nostri amici andranno anche alla manifestazione di Bologna del 6 maggio, perché vogliamo essere numerosi in tutte le piazze, perché è una manifestazione unitaria, una manifestazione che in un momento così delicato si chiede dialogo, cioè chiede di essere lì là dove si creano norme che hanno una ricaduta sulla vita di ognuno di noi, e questo governo a questo dialogo non si sta assolutamente aprendo. È una politica che in qualche maniera ci deve ascoltare, ma che non dà nessun segno di disponibilità. È inutile convocare le parti sociali quando a livello di Consiglio dei Ministri ha già preso le decisioni, perché poi è difficile inserirsi in decisioni, in temi che da un punto di vista politico e di logiche di governo sono già frutto di mediazioni interne, quindi si fa molta fatica. Dove la marginalità è ridottissima a questo punto di trattativa. Dopo quello che in qualche maniera ci crea disappunto e ci dispiace è il non credere nel ruolo di noi che siamo portatori di interessi collettivi, noi sindacati, noi che siamo intermediatori sociali, quindi il ruolo dell'intermediazione sociale del sindacato, e non viene assolutamente riconosciuta da questo governo, e la cosa è per noi di particolare difficoltà nel saper nel voler noi rappresentare dei diritti che riteniamo non vengano tutelati. Adesso vediamo anche di spiegare bene ai nostri telespettatori, ribadire anzi quali sono i diritti di cui stiamo parlando. Però in primis abbiamo un video che avete preparato, sempre a livello unitario, che semplifica tantissimo i temi caldi, scottanti per i quali andrete anche a manifestare. Vediamolo insieme.
Allora, è una manifestazione aperta a tutti, quindi? Sì, sì. Quindi tutti i cittadini, che, pensionati e non pensionati, che aderiscono a questi aspetti, li condividono, vogliono far sentire la loro voce, possono partecipare? Sì, che scendano in piazza con noi, abbiamo 3 piazze, se uno non può andare a Milano ci viene a trovare a Bologna. E se vogliono partecipare assieme a noi abbiamo anche un treno speciale, noi della CISLA, ma siamo riusciti anche ad organizzare pullman, quindi se siete interessati venite nelle nostre sedi, noi vedremo di fare in modo di accompagnarvi a queste grandi manifestazioni. E naturalmente ci aspettiamo soprattutto che la gente della Lombardia e la gente dell'Emilia Romagna in piazza sia tanta. Assolutamente, il Veneto poi può scegliere, si trova in mezzo, quindi può scegliere dove andare. Sì, abbiamo anche questa fortuna che possiamo spostarci su una piazza e anche sull'altra. Vedevamo tra i tanti punti che poi andremo a sviluppare, in modo particolare c'è il costo della vita, certo, che è diventato insostenibile per tantissime persone, e a questo si unisce il costo della sanità, perché la sanità pubblica, ma in realtà per poter accedere a diagnostiche, a tanti anche servizi, per forza molti devono ricorrere al privato, no? Sì. E il privato a pagamento, non al privato convenzionato. Sì. Noi abbiamo avuto la soddisfazione, anche perché come sindacato lo abbiamo ottenuto come risultato, quello di far riconoscere la perequazione intera per quanto riguarda il recupero inflazionistico, quindi che a partire dal 2023 è del 7%. Però è anche altrettanto evidente che ci sono 2 criticità che sono rimaste aperte. La prima è la non perequazione completa per tutte le pensioni. C'è un non riconoscimento integrale per le pensioni lorde che superano i 2.100 euro, e noi riteniamo che, a parte la considerazione che abbiamo sempre fatto, che comunque la pensione, l'ammontare della propria pensione è determinato anche da una serie di contributi previdenziali che io nel corso della mia vita lavorativa ho versato. E quindi il diritto alla piena perequazione intera per tutte le pensioni noi lo riportiamo al tavolo delle nostre richieste al governo, e quindi anche nella mobilitazione che faremo in piazza. Ma c'è anche una questione legata ad una inflazione, a un recupero inflazionistico che in qualche maniera viene vanificato dalla necessità di utilizzare economie e risorse proprie per pagarsi una sanità che non garantisce più un servizio pubblico, che mette in condizioni le persone, lo dico sempre, di dover scegliere se curarsi bene o trascurarsi, e se la pensione è molto bassa non è nemmeno una scelta, è una via quasi obbligatoria. E noi lo abbiamo sempre evidenziato come soprattutto sugli over 85 ci sia un incremento della mortalità in questi ultimi tempi. Perché? Perché non c'è più quella prevenzione che era quasi di routine, non c'è più attenzione, molti anziani sono soli, sono a casa e quindi non hanno nemmeno supporti tali che permette loro di fare attenzione anche a un proprio percorso personale di controlli, di visite. E quindi rinunciano, e questo crea da un punto di vista anche di lettura delle persone che si trovano in queste condizioni un aumento anche di rischio di non farcela, e la sanità su questo in questo momento non sta prestando attenzione. Noi lo abbiamo più volte raccontato in questo ultimo mese e mezzo, noi stiamo concludendo quella raccolta, quel questionario sulle liste di attesa, perché noi non siamo convinti che i dati che la Regione continua a pubblicare nei propri report, nel proprio sito, siano dati che corrispondono alla realtà, quindi abbiamo voluto vederci chiaro. Hanno risposto più di 2.900 cittadini ed è un ritorno
quantitativo importante, ed è anche su questionario, quindi su dati che possono essere analizzati e dopo riportati in una lettura all'esterno di grande valenza, anche come dato che noi possiamo poi rappresentare nel denunciare la criticità, perché le liste di attesa ci sono. Non c'è stato da parte di questa regione quella garanzia che era stata in qualche maniera promessa, e negare questa realtà non fa bene, anche perché si va a scontrare con il quotidiano, con il vissuto, e quindi no, è sfuggita di mano probabilmente perché non si teneva conto del numero, non si è tenuto conto del numero di medici che veniva a mancare, il turnover pensionistico e del numero di persone anche anziane che più di altre hanno bisogno di sanità, per cui si è veramente, la cosa sembra quasi sfuggita di mano. Passato il Covid siamo precipitati nel paradosso, anche perché stiamo parlando di numeri di pensionati in Veneto importantissimi. Avevamo anche una slide, 1.288.973 che hanno una pensione che non consente, eccola qua vediamo il grafico, non consente molti lussi tra virgolette, no? Anche perché la più alta, il picco più alto è un livello veramente di pensione molto molto bassa. Sì, noi abbiamo un livello basso, come vediamo nella terza colonna, sulle pensioni medio-basse, e il massimo del picco va sulle pensioni fino a 1.500 euro. Stiamo parlando di pensioni lorde, e quindi noi, se dovessimo fare un ragionamento come nella nostra regione io possa garantire ai nostri anziani un introito economico che dia loro la possibilità di vivere bene, di vivere tranquilli da un punto di vista economico, e poi in qualche maniera cercare e vedere loro costretti anche a pagarsi una parte della sanità, voi capirete che è insostenibile per noi che li rappresentiamo. Assolutamente. Quindi noi dobbiamo continuare a lottare per l'indicizzazione piena delle pensioni, ma soprattutto a chiedere che il recupero inflazionistico diventi una modalità strutturata nel tempo, e che e noi pensiamo anche, ed è per questo che rappresentiamo il grafico successivo, quello sulla popolazione veneta, se riusciamo a vederlo. Sì, adesso vediamo le varie fette di torta, 2022-2050, proiezione 2070, sì, eccolo perché qua. Questo dato ci permette di dare anche forza e valore all'azione che noi stiamo portando avanti assieme ai sindacati confederali, su come sia importante oggi fare sì che le retribuzioni, gli stipendi di chi è entrato nel mercato di lavoro o che entrerà nel mercato di lavoro siano tali da garantire in futuro una pensione che permetta loro di vivere con dignità, e quindi di non rischiare di entrare nella soglia della povertà. E quindi qua ci sta tutto il tema del lavoro, perché noi andiamo in piazza assieme a tutti gli altri cittadini, ai lavoratori del pubblico e del privato, perché lottare assieme a loro adesso affinché ci sia una retribuzione giusta, una retribuzione equa, ma soprattutto che ci sia meno precarietà, che ci sia stabilità, aiuta anche noi a costruire assieme a loro una pensione dignitosa e di garanzia per il futuro, perché ma questo infatti se non è un aspetto, lo facciamo noi oggi. Infatti questo è un aspetto molto importante che forse non è pienamente compreso, perché leggevo delle recenti indagini che è stata condotta, in base alla quale il patto sociale tra virgolette tra le giovani generazioni e gli anziani si è un po' deteriorato, sì, perché i giovani mal sopportano queste istanze pensionistiche, chiamiamoli così, da parte degli anziani, e dicono: noi manco ci vedremo alla pensione, voi vi lamentate di una pensione che comunque avete, che vi garantisce un certo tenore di vita. E qui sta il problema, perché voi, al di là di fare delle lotte perché ho pensioni basse adesso eccetera, lo fate in proiezione futuro, cioè quello che non si ottiene adesso
difficilmente poi ci potrà essere una possibilità di guadagnarlo un domani, per cui è tutto visto anche in proiezione di quel che ci sarà, delle pensioni molto più basse, molto più diciamo così sgangherate che ti potrebbero essere un domani, no? E di diritti quindi che vanno rivendicati ora. Ma è un approfondimento, è un percorso che noi portiamo avanti ormai da un anno, da quando insomma, io sto seguendo un po' a livello di pensionati CISLA, tutte le dinamiche per quanto riguarda l'inverno demografico, tutto quello che è la demografia, perché noi vorremmo costruire assieme ai giovani un loro futuro e quindi noi essere i primi a far sì che le pensioni, le retribuzioni di adesso siano retribuzioni che garantiscono una pensione dignitosa, però dobbiamo anche cercare di mettere in piedi adesso tutti quei percorsi che in qualche maniera permettano al nostro sistema previdenziale di riportare a sistema alcune situazioni che sono situazioni di criticità, per esempio tutta la questione del sommerso, del lavoro irregolare, potrebbe essere per il nostro settore tutta la questione delle badanti, un riconoscimento anche da un punto di vista contributivo e previdenziale in prospettiva dei caregiver, gli assistenti familiari, cominciare noi a batterci per stipendi per quanto riguarda il femminile, le donne, che siano stipendi che non portino più poi a una differenziazione per quanto riguarda le pensioni finali. Leggevo in questi giorni che dall'ultimo dato dell'INPS emerge che le pensioni erogate ultimamente di media vedono le pensioni delle donne del 33% inferiori alle pensioni degli uomini. E quindi questo è frutto di una mancata visione che abbiamo avuto in passato e noi dobbiamo cercare di invertire questa tendenza, valorizzare il lavoro femminile, incentivare le donne ad entrare nel mercato del lavoro, prevedere per loro delle tutele, dei servizi particolari perché possano costruirsi un loro futuro pensionistico. L'abbiamo più volte riportato anche in questa trasmissione, se noi in qualche maniera facessimo un lavoro abbastanza attento e riportassimo fra le politiche di genere un equilibrio fra lavoro per quanto riguarda il maschile e il femminile e cercassimo di portarla ad una situazione di parità, avremo 200.000 donne che lavorerebbero di più nel nostro territorio. Per loro dobbiamo costruire dei percorsi che le facilitino, che le valorizzino, che siano supportati da servizi, ma soprattutto che professionalmente diano loro anche delle soddisfazioni, perché avere lavori precari, essere mal pagate, non aiuta. Non è gratificante. E qui parliamo quindi di potere, senza dubbio di potere d'acquisto, ma anche di mercato del lavoro. Quindi voi, per quanto vi occupiate delle pensioni dei pensionati, cercate anche che ci sia una valutazione attenta del mercato del lavoro, quindi lavorare anche su un cuneo fiscale. Beh certo, l'intervento sul discorso del cuneo fiscale c'è, perché tutto quello che è intervento sulla fiscalità porta ad avere un netto stipendiale o pensionistico che di fatto è più alto, e quindi la fiscalità è un altro degli argomenti che fanno parte di questa mobilitazione. La legge delega sul fisco, quella che è passata in Parlamento nell'ultimo mese, è una legge delega che non ci convince, non porta equità, non garantisce gli stipendi bassi, non interviene nella maniera adeguata sulla lotta all'evasione e sulla lotta al sommerso, non interviene come ci auguravamo sulle rendite finanziarie, sugli extra profitti, non la consideriamo da un punto di vista di garanzia costituzionale equa e crediamo che alcuni interventi che all'interno della legge delega sono previsti portino di fatto ad una possibile riduzione delle entrate fiscali e quindi che mettano a rischio anche il welfare. Quindi una riforma di una delega fiscale, una riforma fiscale deve essere equilibrata,
deve garantire gli stipendi medio-bassi e le pensioni medio-basse, deve garantire che c'è una lotta seria all'evasione e non finti condoni come stanno adesso cercando di far passare, e in qualche maniera devono garantire anche un'entrata da fiscalità che garantisca il welfare, lo dicevamo prima. Sì, il futuro è di una necessità di welfare sanitario, di welfare sociale importante, e se non ci sono entrate fiscali che garantiscono il welfare, voglio proprio vedere come faremo a gestire le situazioni difficili. Ecco, vi ho accennato prima che un altro aspetto importante è quello della tassazione dei pensionati e dei lavoratori. Sì. Anche questo non è un tema di cui si parli molto, è un po' scomodo, no? Sì, è un po' scomodo, È un po' scomodo perché se i pensionati fossero tassati tanto quanto i lavoratori, diciamo che mancherebbero dei soldini alle casse dello Stato di non poco conto. Sì. E noi infatti continuiamo a parlare di fisco eco-solidale e a volte a molti sfugge che i pensionati sono proporzionalmente tassati di più rispetto ai lavoratori dipendenti, e questa slide riporta chiaramente la fotografia di quello che succede attualmente, e quindi cercare anche di equiparare una tassazione fra pensionati e lavoratori credo che sia doveroso, e ripeto, noi siamo in piazza anche per questo, noi siamo in piazza anche per rivendicare una tassazione che non penalizzi con questa modalità così evidente i pensionati. Noi ricordiamo sempre che tante volte i pensionati garantiscono anche il welfare familiare, perché mantengono figli, mantengono nipoti. Quando si trovano in situazioni di difficoltà da un punto di vista anche sanitario, devono pagare con le proprie tasche le proprie cure personali, per non parlare poi quando dovessero rientrare in una situazione di non autosufficienza, quanto questo pesi sulle singole famiglie e su quel reddito che, se è basso, influisce in maniera veramente importante. Se poi, se mi si permette, se poi io non riesco attraverso l'intervento sul sociale e quindi supportando queste famiglie a garantire un'entrata fiscale che dia continuità ad una copertura socioassistenziale a situazioni così delicate come possono essere situazioni di non autosufficienti gestiti sia in casa propria con grave ricaduta anche sulla vita delle singole famiglie, o sia in case di riposo. C'è una parte di questa assistenza che è a carico del sociale, e se questo sociale viene privato di risorse proprie perché sulla fiscalità si interviene con modalità che noi non riteniamo in questo momento siano in grado di soddisfare la tenuta del sistema sociale, anche questo ci preoccupa. No, la visione che abbiamo oggi di quello che accade, che noi non vorremmo che quello che noi stiamo vedendo sta accadendo oggi abbia poi una ricaduta un domani, e rispetto alla quale noi diventiamo impotenti. Perché noi chiediamo di esserci in quei tavoli per un dialogo sociale? Perché noi non vediamo in questo governo un'attenzione a tutta questa situazione di prospettiva che noi invece con dati alla mano stiamo cercando e vogliamo cercare di capire. Ecco, c'è un discorso anche relativo alla rivalutazione delle pensioni, che c'era una grande aspettativa ed è stata un po' delusa, quindi, però dall'altro abbiamo l'Europa che invece fa pressing, rema contro quello che voi richiedete, no? Perché comunque abbiamo un debito pubblico rilevante, perché poter accontentare anche tutta la fascia dei pensionati andrebbe sempre più a gravare nelle finanze dello Stato, e in Europa funziona diversamente, dicono. Anche questo in Europa
funziona diversamente laddove l'assistenza e la previdenza viaggiano su due canali che sono separati. Se io tolgo dall'attuale costo previdenziale dell'INPS tutta l'assistenza e quindi tutto quello per lo stesso reddito di cittadinanza era all'interno del sistema INPS, però non è previdenza ma è assistenza. Da analisi che abbiamo fatto noi, e insomma l'abbiamo spesso anche ribadito in queste trasmissioni, se noi separassimo l'assistenza dalla previdenza, noi in Italia saremmo più o meno nella stessa linea degli altri paesi europei, però se il sociale è a carico della fiscalità generale in Svezia e una parte della sociale è a carico del sistema INPS in Italia, è chiaro che poi i dati non coincidono, però ricordiamo che noi siamo uno dei paesi in Europa che vanno in pensione, cioè abbiamo ben presente in Francia perché sono andati in piazza. Noi andiamo in pensione a 67 anni, dobbiamo avere 42 anni e 10 mesi di contribuzione, voglio dire, non è che io posso pensare che le persone vadano a lavorare con le stampelle o vadano a lavorare in una situazione di incapacità di produzione e incapacità lavorativa. Oltre i 67 anni cos'altro ci chiedono? Assolutamente, infatti. Tra l'altro a questo si unisce, possiamo in chiusura, il livello di occupazione, il tasso di occupazione, perché più persone giovani ci sono che lavorano e che versano i contributi, più il sistema pensionistico viene in qualche modo tutelato, garantito e ci si può lavorare, no? Sì. E quindi abbiamo l'ultima slide proprio da vedere che indica il tasso di occupazione in Italia, nel Veneto e nell'Unione Europea, che è più alto. Il Veneto si è messo abbastanza bene, però l'Unione Europea è un po' più alto in proporzione. Sì, noi nel Veneto siamo messi abbastanza bene, però dal grafico emerge chiaramente come l'occupazione femminile in qualche maniera impatti negativamente su tutta quella che è la parte occupazionale. Quindi noi dobbiamo continuare a lavorare, a darci da fare perché le donne abbiano una retribuzione più equa, l'ho detto prima, che non ci sia più precariato, che i giovani possano entrare nel mondo del lavoro con un lavoro stabile, con un livello di riconoscimento economico retributivo adeguato alla mansione effettivamente svolta, che ci sia una continuità anche da parte del giovane che entra nel mondo del lavoro, da un punto che dà anche comunque garanzia di investimento, di professionalità da parte del singolo. Ultimamente, anche questa è una statistica che leggevo in questi giorni, sta aumentando il numero dei precari over 50, quindi noi non abbiamo più un problema di precari giovani, perché finora, fino a 40 anni, essere ancora in una situazione di precariato, diciamo, lo davamo quasi per qualcosa di scontato che già c'è, però avere anche i precari a 50 anni vuol dire non dare continuità ad una posizione previdenziale propria, vuol dire anche non dare continuità anche ad una garanzia futura per questi di una pensione che li garantisca. E che vuol dire che sul mercato del lavoro facciamo bene ad andare in piazza, perché su questo dobbiamo continuare a battagliare, perché adesso c'è tutto il nuovo decreto sul lavoro che sta uscendo e anche su questo i sindacati non sono stati ascoltati. Infatti questo è l'altro aspetto di cui è bene parlare. Allora, siccome siamo in chiusura, io voglio ricordare con la locandina ai nostri telespettatori, abbiamo parlato proprio nell'occasione di questa puntata, la manifestazione che si svolgerà, vedrà partecipe in modo particolare l'FNPC, unitariamente ad altri sindacati del Veneto, che si svolgerà a Milano, quindi a maggio, giusto, eccola qua, 13 maggio prossimo, però per chi si trova meglio comunque per partecipare c'è anche la piazza di Bologna, un po' prima, qualche giorno prima, e poi naturalmente rivolgersi per qualsiasi tipo di informazione alle vostre sedi presenti sul territorio, che è fondamentale. Grazie segretaria. Grazie a lei, ci vediamo alla prossima. Partecipate, grazie sì, ancora. Soprattutto partecipate, vi aspetto numerosi. Grazie molte, buon proseguimento. Grazie.